Di cosa potremmo parlare? Io direi che possiamo parlare di questa bella notizia, perché chiaramente ci sono quelli che magari, fortuna per loro, resistono nella guida Michelin con l'indirizzo qui a Pinzolo, perché sembra che a Madonna di Campiglio ci sia solo concentrazione di stelle Michelin, cioè praticamente uno prende la guida o va online e trova solamente ristoranti stellati, che sembra un po' strano, come se ci fossero solo quelli. Non è così, anzi sono sempre chiaramente un po' una nicchia, però devo dire che con gli indirizzi, come dire, andiamo meglio qui nel comprensorio, perché voi sono qui con Thomas Beltramolli. Beltramolli, ecco, qui siamo proprio nel ristorante, no? Il ristorante Esatto. che poi ha un bistrò, d'accordo, ok, che celebra proprio questa zona che io conosco, però non sapevo che avesse un nome esatto, che è, Siamo in è il nome esatto. del ristorante, Renderer. Esatto, Varrendena, e il nome del Varrendena, ristorante è Rendener, che Rendener, significa l'abitante della Varrendena in termini dialettali, appunto, ecco. nostro. Ecco, quindi questa ballata che comprende anche Madonna di Campiglio, tra l'altro Madonna di Campiglio fa parte di Pinzolo, dove siamo noi in questo momento, e siamo tra l'altro al ristorante, no? Rendener, esatto. Rendener, che è poi qui insieme all'Hotel Lori, Esatto, ecco, esatto. che poi mi sembra di capire, l'Hotel Lori è nato nel 1981, il cervo che è qui con scritto Ma 1981, questo è uno dei primi cervi primi. della zona, Ah, però l'hotel cioè risale... quello che poi è anche qua nel quadro, Esatto, quello che è esatto. qua, ecco qua, guarda, abbiamo anche il cuscino, sempre lui è morto felice, come potete notare proprio da questa angolazione, come vedete, insomma, è stato Esatto, imbalsamato, esatto, esatto. ecco, ed è un po' il simbolo, regna, sono anche le corna di altri che fanno il lampadario e quindi sì, ecco, in questa ballata che tra l'altro ha avuto, devo dire, dei successi in tempi anche dello scorso secolo, stella Michelin, non proprio a Madonna di Campiglio, perché evidentemente non c'era proprio uno standard da stella, erano sicuramente alberghi con mezza pensione, magari alberghi di buona categoria, stelle sono arrivate dopo, la stella Michelin penso la prima sia arrivata a Spiazzo, o comunque a mezzo soldo, o comunque là da quelle parti, per tanto tempo. Ecco. Poi Esatto. chiaramente sono arrivati questi appunto alberghi, questi ristoranti appunto di Madonna di Campiglio che è qui adiacente, e comunque adesso possiamo dire che da pochi mesi, Sì, perché chiaramente io con Thomas mi sono sentito subito, era il mese, qual era? gennaio. Ecco, proprio il primo anno quindi di anticipazione della guida che verrà poi presentata come sempre a novembre, e sarà l'edizione 2025, dove sappiamo già che c'è l'indirizzo a questo Esatto. Randoner come indirizzo, poi vediamo, perché in effetti poi come Thomas mi ha anticipato, voi siete alla fine proprio il perfetto bistrò con i piatti ben calibrati, devo dire che io ho appena provato la cucina, devo dire sono rimasto proprio entre plat come i francesi, e dessert, che tra l'altro facendo un calcolo, tu non lo sapevi, voi avete due piatti fra antipasto e primo a Esatto. 16,50 euro, che sono tra l'altro dei piatti signature come tutti gli altri, che hanno quindi un food cost magari più basso rispetto Esatto, agli esatto. altri, e questo può Certo. essere possibile, c'è differenza quindi da piatto a piatto, più un dessert del giorno a 7,50 euro, totale 40,05, non so se Esatto. è così. Quindi ecco, Esatto. c'è questa possibilità, adesso non so la quotazione del Big Gourmand, che è un po' come la borsa, no? Se da 40 è passato a 41, comunque per me potreste rientrare tranquillamente in un Big Gourmand, dopo se vi piace o non vi piace non lo so, ecco, perché secondo me già l'indirizzo penso che sia una bella conquista. Assolutamente sì. E Eh, soprattutto inaspettata, perché per eh, noi è stata eh. veramente una bella Beh, è sorpresa. colpa dei clienti che sono venuti qui, che hanno scritto la Michelin, mi dicevano, cioè Probabile. scrivono, e quindi evidentemente sono stati contenti, perché in effetti come dire il contrario, ecco qua.
Quindi bene, qui siamo tra Grazie. l'altro in una zona, una delle zone del ristorante, che poi ha anche in stagione invernale, in modo particolare chiaramente gli alloggiati, quelli che rimangono a lungo tempo, hanno anche una mezza pensione che viene servita Sì, a loro, appunto, che sono quelli di questo albergo di 3 stelle di categoria. sì, E abbiamo... poi invece abbiamo altri spazi ben arredati, come forse si può notare, adesso forse non più di tanto, però un arredo quasi boutique hotel, no? Diciamo, Grazie. c'è anche la spa, tra l'altro, scendendo qui, Esatto, che viene accesa nel pomeriggio, chiaramente quando si rientra dalle piste, ecco, che è assolutamente sì. assolutamente appunto l'ideale. E quindi l'atmosfera, la cucina è un po' quella, diciamo, di certi rifugi. Ti dice qualcosa questo? Direi di sì, sì, sì. È Eh? proprio da dove noi arriviamo. Ah, Infatti abbiamo avuto un rifugio per 6 anni come, prima come di con il cognome, dimmi, come famiglia. Chalet da Gino, Ah, sei da Gino, famiglia Beltravolli. Beltravolli Ecco. Felloni, anche perché era dalla parte di mia mamma che arrivava Mm. questo bisnonno, nonno di Ah, mia mamma. Esatto. ecco, che stava qua in queste zone che vengono descritte in una mappa. Venendo qui al ristorante è tutto chiaro, e quindi si vede dove siamo noi, ma si vedono anche queste zone Assolutamente. verso Genova, no? Com'è che si chiama? Verso la Val Genova, tutte Val Genova, le ecco, vallate laterali, la Val Brenta, la Val ecco. Genova, Ah. tutte le vallate laterali alla Val Rendena, ecco. Bene, parlaci di questo menù, dove in effetti, essendo Alpin Food, perché quando io ho avuto la notizia dell'indirizzo poi ho notato appunto che c'era appunto questo, no, questo nome aggiunto a tutto il resto, che chiaramente definisce che è una cucina chiaramente alpina dolomitica, senza ombra di Esattamente. dubbio, ecco. È quello che vogliamo, è proprio quello che vogliamo esprimere e vogliamo esprimere anche questa collaborazione molto marcata con i piccoli produttori della valle e cerchiamo di prendere quello che riescono a darci e riproporlo con una chiave un pochino più moderna, una chiave un pochino più contemporanea, però senza mai andare troppo a snaturare quelle che sono appunto le origini e le tradizioni della nostra valle, della nostra gente e quindi ecco abbiamo trovato un bel compromesso con queste due cose, un incontro tra modernità e tradizione e lo Bene. esprimiamo così, Bene, in bene, questo quindi modo. c'è il vegetale vegetariano, c'è il pesce chiaramente di torrente, di fiume, a trota, piuttosto che il salmerino, immagino, poi chiaramente il cervo c'è Cervo, pure quello, esatto. e quindi ottimi piatti. Lui tra l'altro, sì, io sapevo che un cuoco, uno chef in realtà ha degli executive, ecco, in cucina, ecco, Assolutamente quindi sì, adesso Thomas abbiamo, sta in sala, sì, il capo del ristorante. Quando non ci sei tu, cioè, hai qualcun altro. abbiamo dei collaboratori Qualcuno ti ormai sostituisce, splendidi, qualcuno. assolutamente. In Mm. cucina abbiamo Simone Ubaldi, che Eh, lui ha preso le redini della cucina già da 2 anni. mm, E poi abbiamo Cristian Righi, che è mm. il sous chef. Tutti elencati Esatto, nel sono menù, tutti tra elencati, l'altro. tutti i ragazzi della valle, Sì. elencati appunto anche sul menù perché Mm, è importantissimo mm, mm, che dare spazio a tutti e che mm, ognuno abbia mm. appunto Eh, il proprio riconoscimento e che sia mm. presente, ecco. Bene, quindi siete tutti contenti del risultato di questo appunto indirizzo. Non so se ci sono aspirazioni a qualche cos'altro, nel senso che notavo che in effetti siete un perfetto bistrò, che il Bib Gourmand sarebbe perfetto. Non so se poi, come dire, vi capita anche di fare dei percorsi che non ho trovato in carta o qualcuno ve li ha chiesti. Ma ce li hanno chiesti molto, soprattutto nell'ultimo Mm, anno. Al momento mm. non li proponiamo ancora, ma in futuro ci può essere la Ecco, possibilità che anche perché sono quelli che sicuramente... magari stanno un giorno e magari provano tutti i piatti, Esatto, facendo, non so, mezze porzioni, non so come, come- esatto, come- si può come fare funziona. un Ecco, percorso qualcuno, classico. qualcuno già. Sì, ci viene richiesto, sì, sì, sì. Ecco. Però devo dire che poter mangiare il piatto intero secondo me è sempre impagabile, insomma, ecco. Quindi è sempre l'autentico, ecco. Bene, 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 bene. Poi sui piacere. vini chiaramente stessa cosa.
Ma sui vini abbiamo una cantina di un centinaio di etichette, e l'80% siamo andati a scovare un po' di nicchie trentine e altoatesine, Sì. e poi chiaramente un 20% dall'Italia che non può mai mancare, perché avendo anche dei clienti internazionali ci viene richiesto anche questo e noi ce l'abbiamo. Bene, quindi il piatto che diciamo rimane in carta, perché qui cambia la carta cambia stagionalmente, mi La sembra. carta cambia stagionalmente, circa 4 volte all'anno, però abbiamo appunto il manzo di razza rendena che resta sempre e viene cambiata la lavorazione, Sì. abbiamo il cervo, abbiamo i pesci di fiume che abbiamo qua, di allevamento diciamo biologico, e chiaramente anche la parte delle verdure, la parte del vegetale Certo, che rimane sempre, però anche lì andando e seguendo sempre la stagionalità, e in base a quello ci regoliamo con la proposta. Bene, bene, bene. I piatti notavo tra l'altro sono tutti diversi, perché io chiaramente ho visto i miei, ma ho visto anche attorno che in effetti poi il contorno cambia, no? Quindi ecco, non ci sono un menù perfetto, diciamo, quindi abbiamo chiaramente la proposta vegetale e pesce che non manca in tutte le portate, poi magari sulla carne c'è qualcosa in più, beh, in effetti siamo in montagna, no? Sì, la Come vedo le carne, bollicine di montagna, no? Trento Trentine. Doc assolutamente che non può mancare, che Certo, inaugura la nostra lista vini, la prima pagina è dedicata al Trento Doc e alle bollicine certo. di montagna. E poi tornando al menù, chiaramente abbiamo anche una tendenza di allevamenti biologici che producono uova qui da noi, quindi ultimamente stiamo mettendo spesso anche l'uovo negli antipasti per dare Infatti, spazio anche a loro, ecco. certo, quindi bene, complimenti e quindi godetevi insomma questo successo. Tra l'altro qui sì, siamo una località sciistica, in realtà l'albergo come ristorante è aperto tutto l'anno. Sì, noi facciamo 10 mesi all'anno, facciamo un piccolo stop a novembre e un piccolo stop a maggio, per il resto siamo sempre aperti, sempre... Quindi c'è ancora qualche settimana Esatto, abbiamo ancora un mesetto. e poi si riparte chiaramente all'Immacolata, sì, E poi si riparte il 1 dicembre, chiudiamo esatto. un mesetto, giusto il tempo di pensare alla nuova carta insieme ai ragazzi, e poi si riparte. E poi invece dopo Pasqua, quando riaprite a Pasqua, chiudete dopo Pasqua, come funziona? Dopo l'altra pausa, Sì, sono due. esatto, l'altra pausa chiudiamo a fine aprile e poi riprendiamo a inizio giugno, metà giugno. Quindi fate primo maggio, fate? Primo maggio, Festa dei alcuni lavoratori? anni sì, alcuni anni no. Dipende. Esatto. Quest'anno dipende. com'è andata? Quest'anno non l'abbiamo fatto. Non l'avete fatto perché Abbiamo chiuso appena chiaramente prima. qualche affluenza in più, magari grazie alla guida c'è stata, lo possiamo dire. Ma sicuramente tutto aiuta. Bene, bene, noi vi salutiamo qui da Pinzolo, che è effettivamente diventata una meta anche a livello di hotel. Ricordo che Madonna in Campiglio chiaramente ha ottenuto una chiave, qui a Pinzolo invece proprio qui vicino due agli ultimi arrivati, Le Feuille, che hanno deciso, evidentemente hanno fatto degli studi, hanno capito chiaramente che qui è l'epicentro appunto della Varrendena. Sì, Varrendena. Bene, quindi vi salutiamo qui da questo nuovo indirizzo Michelin. Grazie, un saluto.